c'è troppo soli. Veni l'autunno, scura più presto, l'albero perdono i fogli e comincia a scolare. Da mare già si sentono i ritorni e a mare già si sentono i ritorni. Mo pace mi insegna lo moratori, fino a sapere leggere e scrivere. È inutile cancizze e fai cannola, lo santo è di mammuro e non sora. Sparano i bombi sopra Annunziata, gelo, fuochi di colori dell'aria bruciata, e tutti appresso santo andavano. Sicilia, bella mia, Sicilia bella, chi sano e complicato sentimento, non ti l'hai a dire li mo bene, cosa se sei in grado di capire, non saccio come mai ti voglio bene, mesmo che ismi Khalifa adrusu all'uata. Oggi ha bussato alla porta della nostra classe un nuovo compagno. Si chiama Abdelaziz e viene dal Marocco, dove ha lasciato il suo mondo di prima, gli amici, compagni, la maestra. 12 ottobre 1999. Arriva Saida. Eravamo in classe e la maestra era andata in prima. Ritorna in classe con una bambina e dice: vi presento Saida. E noi in coro: evviva, siamo 16! Lo abbiamo accolto col silenzio e un grande applauso. Poi la maestra ci ha parlato di accoglienza e ci ha fatto capire come si può accogliere qualcuno. Ci ha chiamati tutti attorno a lei e ci ha parlato così: se un cuore è chiuso non può ricevere niente, ma se un cuore è aperto può ricevere tutto. Ha chiuso poi le mani e ci ha chiesto cosa può mettere dentro e noi tutti: niente. Poi ha aperto le mani come se fosse un cuore, erano pronti ad accogliere e ci ha detto: qui mettete un gesto o un pensiero di accoglienza per Abdelaziz. C'era chi metteva gioia, chi fratellanza, chi un sorriso, chi speranza. Eravamo tutti uniti come una famiglia che ora si ingrandiva con Abdelaziz. Ora Abdelaziz aveva preso posto nel nostro cuore e tutti abbiamo capito che è bello accogliere qualcuno. Per i poveri.
No, di fatto. Grazie signori! Ricordatelo? Chi stai pregando? Quando è arrivato Anise in questa classe, come diceva lui prima, era timida. Poi noi l'abbiamo aiutata a scrivere, a leggere e lei si è sciolta con noi. E anche allora gioca, parla di più, tipo scrivere le cose alla lavagna, ci scrive le cose, ci ha imparato a scrivere il marocchino. ركز هذه موسيقى مغناطيسية، موسيقى للي بيحب واللي بيعز عليه. تركز هذه ركز في المغناط، ركز في القصبة، ركز في المغناط، ركز في القصبة، ركز في المغناط. Che significa? Bambino. Fai la ninna, fai la nanna, bambino. Bambino. Come? Chi? Dormire. Ecco. Dormire. Di piscina, cugino a casa qua, casa mia qua. Io ce l'ho a mangiare, cugino non c'è mangiare. Io prende, cugino prende mangiare, e tutti mangiare. Qui alle 2 anni ci sono delle famiglie, ci sono molte famiglie marocchine e noi vediamo che in queste famiglie si sono adattate bene nel nostro paese, sono state accolte, hanno trovato lavoro, hanno trovato casa e soprattutto hanno fatto amicizie, soprattutto con noi. Infatti nella scuola sia media che elementare ci sono diversi bambini marocchini. E soprattutto questa ragazza si chiama Wided e poi c'era un'altra ragazza, specialmente Sara, che questa ragazza si è adattata benissimo. All'inizio era come Wided, era timida, ma aveva un altro carattere, era più estroversa, infatti ha fatto subito amicizia con noi, voleva vestirsi come noi, infatti quando veniva a scuola era sempre elegante, però siccome lei anzi rispettava molto bene le regole, infatti ci ha spiegato quando era lei il Ramadan che non poteva mangiare e tutto il resto. Però lei si voleva vestire come noi, quindi in estate vedeva tutti i nostri compagni, tutti i suoi compagni che si vestivano in minigonna e lei voleva vestirsi pure, però siccome suo padre non voleva questo, allora lei in estate si metteva le calze pesanti per coprirsi le gambe e si metteva le minigonne.
Una. Una sola, sì. No, non è Allah. E che cos'è? Ha detto Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Così, come questo. E poi un'altra. Un'altra? Dai, dimmi, forza. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. Guidetto, ma voi in Marocco quando voi andate a ballare nelle discoteche, in questi locali? Non c'è discoteca. E dove andate allora a ballare? A casa, fuori, tutto. E fate delle feste apposite? Che? Fate delle apposite feste appunto per ballare? Sì. E che cosa ballate? Tutte. Quando non chiamano amore vicino andai al mercato per cattare Guascia fresco a freschezza d'umore mi ci devo trovare sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes,